Aiuto, 40 gradi oggi, ci stiamo squagliando. Facete questa pasta insalata, fresca fresca, zucchine, peperone e melenzane che avevo già saltato in padella con un filino d'olio, basilico, granella di pistacchio, parmigiano, la mia crema di parmigiano e farfalla. E mo' pigliate carta e penna, ci mettiamo questa bustina di zafferano e lo facciamo vedere, no? Prendete le farfalle e buttatele nell'acqua bollente. State accorti che qualche farfalla se ne scappa. Adesso prendete il boccale del mixer, unite lo zafferano se vi piace, se non vi piace non ci mettete, e un cupponiello, un mestolo di acqua di cottura delle farfalline. Poi unite all'acqua il zafferano, tanto basilico spezzettato, metà delle verdurine che avete prima saltato in padella, un po' di parmigiano, un poco o assai quando ne volete, perché se ci mettete ci trovate e ci mettete un po' di granella di pistacchio, oppure potete usare i pinoli, le mandorle, le noci, quello che tenete, che le ci mettete. Adesso frulliamo tutto insieme. Assaggiamo la cremina. La pasta è pronta. Io ci metto il sughetto, la cremina che abbiamo fatto prima, con le verdurine, sorignate fino a sotto, tiratevi tutto il sugo e iniziamo a fare il misca Francesco. Misco un po' di verdurine per là che erano rimaste, un po' di granella di pistacchio. Assaggiamo. Che profumo. Ancora un po' di granella, un po' di crema di parmigiano. Assaggiamo. Dove facete sta insalata di pasta? Scrivete a me nei commenti.